Sono qui nello stand delle Carline, però con me c'è Daniele, ma sorge spontanea una domanda. Che c'entrano tutti questi fiori con il vino al Vinitaly, Daniele? Le Carline, oltre che fare biologico da oltre 40 anni, ha scelto molti anni fa di certificare tutta la propria produzione al vegano. Quindi noi stiamo cercando di portare, non come dice la certificazione, dal frutto pendente al bicchiere, la certificazione vegana, che vuol dire eliminare tutti i chiarificanti di origine animale dentro al vino, albumina, gelatina, tutti i chiarificanti che normalmente si usano, noi li abbiamo sostituiti con quelli di origine vegetale, fecola di patata e pisello. Ma stiamo cercando di andare avanti anche portandolo alla pianta, quindi noi concimiamo con sostanze vegetali, andiamo a seminare a file alterne il sovescio. Il sovescio è un miscuglio di leguminose che dentro i vigneti portano sostanza vegetale naturale e quindi concimazioni naturali. Oltre al biologico vuol dire andare oltre proprio con queste tecniche e non ci fermiamo solo qui. Daniele, devo farti una provocazione. Bio non è un po' troppo alla moda? Infatti il nostro slogan che abbiamo nello stand è oltre il biologico. Ormai il biologico si dà per scontato, noi lo facciamo da 40 anni, ci sta stretto, siamo andati oltre con i vitigni resistenti pivi. Cosa sono i vitigni resistenti pivi? I vitigni resistenti pivi sono vitigni ottenuti per incrocio, per impollinazione tra la vitis vinifera e le piante resistenti. Noi abbiamo il campo collezione con 35 varietà e con queste 35 varietà abbiamo già iscritto con Veneto Agricoltura, un progetto con la Regione Veneto, 24 varietà IGT. Non ci fermiamo qui, adesso andremo a impiantare altre nuove varietà che si stanno approcciando nel mercato. Con vini rossi, dove dobbiamo lavorare, siamo ancora un po' più indietro, il mercato di rossi sta soffrendo e noi ci prepariamo per i prossimi 20 anni. Daniele, grazie per questa bellissima lezione.